Grandi emozioni quelle del rally, come grandi emozioni le sa regalare il nostro patrimonio storico, artistico, architettonico, come quello che abbiamo alle nostre spalle. Da Cavaso del Tomba ci siamo spostati a Possagno. Come potete vedere, questo meraviglioso tempio canoviano, posto davvero in una zona assolutamente panoramica, si domina qui tutta la valle. Allora, Assessore Bottacin, abbiamo visto prima come insomma sia il massimo riuscire a raggiungere un compromesso, diciamo, tra, nel caso del rally, prestazioni e rispetto, tutela dell'ambiente. Parliamo di aria oggi insieme a lei. La Regione Veneto ha approvato un piano aria, se non sbaglio, in aprile. E che cosa prevede questo piano aria, Assessore? Ma il piano aria prevede tutta una serie di attività che devono essere svolte sia da parte dei cittadini sia da parte delle amministrazioni locali, ivi compresa la Regione, che hanno l'obiettivo comune di ridurre la quantità di emissione in aria. E questo si ottiene non con un'unica ricetta, ma con una sommatoria di azioni. Ci sono all'interno del piano aria tutta una serie di azioni, fra cui appunto anche quella di incentivare le energie pulite. Abbiamo visto prima che un'auto a gas non è un'auto che va meno, lo dico soprattutto ai giovani, ma è un'auto che va assolutamente come le altre, solo che ha la particolarità di inquinare molto meno. Quindi la tecnologia ci offre delle possibilità che qualche anno fa non offriva. All'interno del piano aria sono previste anche delle linee guida che devono essere adottate, di buoni comportamenti che i cittadini magari è bene che conoscano, e che sono per esempio il divieto di tenere all'interno della propria abitazione la temperatura sopra i 19 gradi centigradi. Questo è previsto da una normativa che abbiamo fatto e che consente di rimanere al caldo ma di evitare eccessive emissioni. Sottolineo un aspetto: recentemente la Comunità Europea ha varato una normativa dove invita tutti i Paesi membri di tutte le regioni a ridurre le emissioni, ad impegnarsi a ridurre le emissioni entro il 2020 al di sotto dei livelli che c'erano nel 2005. Bene, il Veneto questo l'ha già fatto, perché oggi i livelli sono del 40% più bassi rispetto al 2005. C'è da dire un'altra cosa, che il Veneto soffre a questo aspetto negativo della qualità dell'aria, o comunque di un eccessivo, ancora adesso, livello di PM10 e di altri inquinanti nell'aria. Siamo in pianura, purtroppo, abbiamo la nebbia. Sì, c'è uno scarso di cambio d'aria, ma a rovescio della medaglia questo 40% di emissioni in meno significa che le attività che vengono svolte dai cittadini e delle amministrazioni stanno dando dei risultati assolutamente positivi. Quindi bisogna continuare su questa strada e andare verso un miglioramento ancora maggiore. Abbiamo chiesto al governo nazionale di utilizzare i fondi della coesione sociale, non solo per il Sud come sempre, ma anche per finanziare i piani aria di quelle regioni che l'hanno fatto, come il Veneto, le regioni più virtuose d'Italia. Tra l'altro Veneto che ha un primato, leader nazionale per quanto riguarda, Assessore, la raccolta differenziata, quindi parliamo di un altro tema, quello dei rifiuti. Sì, già da alcuni anni siamo leader in Italia sulla raccolta differenziata. Quest'anno ci confermiamo i migliori in Italia con il 66,5% di raccolta differenziata. Vuol dire che ogni 3 kg di rifiuti 2 vengono recuperati. Questo è un altro esempio di virtuosità del Veneto, o meglio dei cittadini veneti, perché in primis vanno ringraziati i cittadini che svolgono questa attività con impegno e costanza, e tutte le amministrazioni locali, quindi i sindaci, che hanno creduto e hanno spinto molto sulla raccolta differenziata. Per contro, io ho chiesto al governo che questa virtuosità sia ricambiata da sgravi fiscali nei confronti del Veneto. Se i cittadini veneti sono più bravi di altri cittadini, è bene che siano anche sgravati dal punto di vista fiscale. Purtroppo al momento non ho ancora ottenuto risposta. Assessore, quanti sono gli inceneritori in Veneto? Ma inceneritori per rifiuti solidi urbani ce ne sono 2 e garantiscono l'autosufficienza del Veneto, così come previsto dalla normativa che dice che le regioni devono essere autosufficienti. C'è da dire però che il governo ha tentato di inserire degli obblighi per alcune regioni, in realtà, per costruire altri inceneritori anche nelle regioni che sono già autosufficienti, come il Veneto e il Piemonte. Ne cito 2 di 2 colori politici diversi, quindi a caso,
E noi abbiamo risposto che no, che noi non abbiamo la necessità di costruire inceneritori perché i nostri cittadini sono virtuosi e quindi quello che c'è è già sufficiente. Su questo c'è stata una battaglia anche legale che ha portato poi alla vittoria il Veneto e quindi è stato, come dire, scongiurato il pericolo e il rischio di costruire altri inceneritori in Veneto. Assessore, 2017, quali sono le prospettive per questo nuovo anno? Ma le prospettive sono che noi continueremo con le nostre attività in tutti gli ambiti dell'ambiente, quindi continueremo a incentivare il piano aria, quindi l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento del terreno attraverso tutta una serie di bonifiche che stiamo effettuando in tutto il Veneto e continueremo anche con le grandi opere idrauliche, perché questa è una delle priorità che ci siamo dati come amministrazione regionale e il Presidente Zaia è sempre stato coerente su questa linea, meno strade e più opere idrauliche, più sicurezza per i cittadini, quindi continueremo su questa strada. Grazie a Giampaolo Bottaccin, assessore all'ambiente della Regione Veneto, e amici qui dal Trevigiano, precisamente da Possagno è tutto, ridiamo la linea allo studio.